In occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo siamo con l'arciprete Don Angelo Cullura presso la Chiesa Madre, perché quest'anno, causa la pandemia, non vedremo la Sagra della Salsiccia, non vedremo concerti, bensì una festa prettamente religiosa, una bellissima iniziativa che si chiama La Notte dell'Arte, per valorizzare Aragona e i suoi monumenti. Ecco, in occasione della festa di San Vincenzo, come già si diceva, l'unità pastorale insieme alle altre realtà del territorio d'Aragona, la Poloco, l'Associazione Settimana Santa Aragonese, l'Associazione Facilmente, hanno organizzato questa bellissima iniziativa La Notte dell'Arte, che si svolgerà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle ore 21 alle ore 24. Ci saranno dei volontari che in chiesa accoglieranno le persone, i visitatori, spiegheranno la storia della chiesa, il patrimonio artistico custodito nelle chiese. Quali sono queste chiese che verranno aperte? Sono le chiese del centro storico, alcune vengono aperte abitualmente ogni giorno per le celebrazioni, altre invece rimangono chiuse e aperte soltanto in alcune occasioni. Quindi le chiese inserite nel programma sono la Chiesa Madonna del Rosario, la Chiesa del Purgatorio, la Chiesa della Provvidenza e la Chiesa Madre, e poi verranno aperte anche i due musei parrocchiali, il Museo della Cripta del Rosario e il Museo della Chiesa Madre. È un'occasione questa per far conoscere ai tanti aragonesi il patrimonio architettonico, artistico che noi possediamo di grande valore, ma anche la possibilità offerta alle altre persone che vivono nel circondario. L'orario penso che sia un orario molto comodo, perché a quell'ora la gente è libera da qualsiasi impegno e poi la temperatura e il clima favorisce l'uscita di casa, quindi per raggiungere questi posti siamo ancora nel tempo della pandemia, l'ingresso è gratuito, chiunque può accedere alle chiese per ammirare questo patrimonio meraviglioso che c'è qui ad Aragona: statue, tele, paramenti sacri, oggetti sacri in oro e in argento, ma anche le chiese stesse sono monumenti che hanno una realtà meravigliosa. Sindaco, anche quest'anno sarà un San Vincenzo in forma ridotta causa la pandemia, però qualche iniziativa attraverso anche la fede religiosa con Don Angelo Cullura si sta facendo. Molto era in itinere, ci dobbiamo accontentare. Eh sì, purtroppo quest'anno pensavamo di essere un anno diverso rispetto al 2020 e avevamo organizzato già come amministrazione comunale, assieme a tutte le associazioni culturali di Aragona, tanti momenti di festa, però non è stato possibile. Ecco. Avevamo organizzato delle sfilate di moda, avevamo organizzato delle serate, diciamo, per allietare gli aragonesi, avevamo organizzato la Sagra della Salsiccia e principalmente avevamo organizzato una bellissima cosa che era la venuta di Gianluca Gallo qua ad Aragona, un cantautore aragonese che sta spopolando in tutto il mondo, che però purtroppo causa la pandemia abbiamo dovuto slittare al prossimo anno. C'erano già i biglietteri fatti, c'era un'organizzazione perfetta, ma l'aumento dei contagi non ci ha consentito di poter portare avanti tutte queste iniziative. Don Angelo Cullura assieme alla Proloco hanno organizzato quelli che sono i riti religiosi importanti per non dimenticare, e principalmente stasera e domani ci saranno le porte aperte di tutti diciamo, i luoghi di Aragona per quanto riguarda l'arte, quindi sarà aperta la Chiesa Madre, sarà aperta la cripta, la Chiesa del Rosario, quindi speriamo che quantomeno questo possa dare un momento di sollievo a quella che è la cittadina.